Questo ramo del Po si chiama Po maestro, quindi il più importante, però di fatto oggi è il ramo più piccolo. Attualmente ha soltanto il 5% della portata del fiume. Quando è nato aveva il 65% della portata, perché inizialmente, quando è nato il delta, da questo ramo si staccavano altri rami, quindi i veneziani hanno dovuto togliergli l'acqua per evitare che i rami che nascevano continuamente verso nord andassero anche loro a insabbiare la laguna di Venezia. È un ramo molto piccolo, molto stretto e bisogna entrarci con delle barche relativamente piccole e quindi pochi lo conoscono. Selvaggia perché in questa zona nidificano aironi, niticore, garzette e altri tipi. È il ramo più selvaggio di tutto il parco del delta del Po Veneto. Qui viene soltanto chi è curioso, chi vuol conoscere cose nuove, chi vuol vedere anche cose che in altre parti d'Italia non esistono più. Orgogliosamente dico che questa è l'azienda che vede più molluschi di tutti l'Italia, quindi noi siamo al primo posto. La nostra sacca si trova sia a nord che a sud a confinare con due rami che immettono l'acqua dolce in mare, mentre la bocca tira acqua salata e lì avviene una sorta di mescolamento, e questo mescolamento porta ad un livello di salinità che rispetto al mare è minore, e questa è una caratteristica che rende unica la nostra cozza. Poi le carni sono particolarmente compatte, allo stesso tempo quando si mettono in bocca proprio si scioglie in bocca come se fosse un cioccolatino. Queste sono le particolarità, diciamo, perché abbiamo chiesto il riconoscimento della DOC. L'anno scorso abbiamo prodotto 15.000 tonnellate di molluschi, 9.500 di vongole e il resto di cozze, per un valore di circa 30 milioni di euro. Riusciamo a garantire ai nostri clienti un prodotto di qualità perché comunque lavoriamo in autotutela e in autocontrollo. Con l'impianto di depurazione noi andiamo ad abbattere tutte quelle cariche batteriche che il prodotto in natura purtroppo può avere. C'è la possibilità addirittura con il nostro tipo di attività di poter mettere sul mercato dei carbon credit. C'è un dibattito in corso dove alcuni ricercatori sostengono che il bilancio della CO2 catturata rispetto a quella emessa è favorevole. La cozza utilizza la CO2 per produrre carbonato di calcio, che è, diciamo, l'elemento fondamentale per la creazione del guscio durante le fasi di crescita. Abusare dell'ambiente è dannoso perché comunque se un ambiente è sano, salubre e vitale, ovviamente garantiamo la biodiversità, e garantendo la biodiversità è possibile fare anche impresa. Alla mattina all'alba quando corro qua e ho soltanto il rumore del silenzio e degli uccelli
e della natura, il mio corpo inizia a creare endorfine. C'è uno scambio fra natura e corpo. L'unicità di questo posto è il fatto di aver avuto l'opportunità di poter entrare dentro una valle che è sempre stata chiusa, che non è mai stata aperta, dove potevano entrare soltanto i cacciatori o se no era allevamento di pesci o di crostacei, non c'era altro. I proprietari hanno deciso di cambiare, di dare un certo tipo di svolta a questo posto. Possiamo considerarlo come un aeroporto di scalo per gli uccelli. Si parla di 150 specie che passano, transitano in questa zona qua. I turisti che vengono da me generalmente sono coppie in cerca di pace. Arrivano qua e già trovano subito un ambiente che è incredibilmente